Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Straziami ma d'amore saziami al Teatro Manzoni di Roma, regia di Silvio Giordani. Alcuni anni prima una coppia di attori famosi, Ugo e Mimì, erano una ditta formidabile che riempiva i teatri. Dopo alcuni anni la coppia viene ricomposta e addirittura tra i due rinasce l'amore. Ascoltiamo l'intervista con i protagonisti. Straziami ma d'amore saziami, una commedia brillante dove si ride molto, però ci sono anche molti equivoci e molte bugie. Che cosa accade? Lo spettacolo è molto divertente, praticamente si mette in scena la bisbetica domata, però ambientata nel mondo dell'alta finanza. L'attrice protagonista rimane incinta e ci lascia un problema enorme. La gente dello spettacolo pensa di rimettere insieme questi due vecchi, non volevo dirlo, anziani, attori anziani che si sono amati, straamati, odiati, proprio una storia d'amore importante, e li rimette insieme dicendo a tutti e due una bugia per rimetterli insieme. Io sarei il regista dello spettacolo che non sa nulla e soffre di questa patata bollente tra le mani. La cosa divertente è che più loro litigano, meglio viene la bisbetica domata. Purtroppo durante lo spettacolo si rinnamorano perché la fiamma è sempre accesa sotto la cenere. Madonna santa, proprio una cosa bellissima. Sì, esatto, si rinnamorano e lì perdono tutta la tensione di Petruccio e Caterina. C'è un bel problema a quel punto. Come si mente sulla scena facendo divertire il pubblico? Sono una serie di bugie in questa commedia, è vero? Una serie di bugie, una grossissima è che io penso che lui debba morire, no? Che abbia gli ultimi mesi di vita. E quindi, cioè, di fronte a uno che anche se ti ha fatto soffrire è stato un figlio di buona donna, tutto quanto, però se sai che ha gli ultimi mesi di vita e che sarà l'ultimo spettacolo, è chiaro che capisci, no? Che cosa devo mandare giù. Quel pezzo di Letta Maio, Ugo Marchi, l'attore fallito che nessuno chiama più, ma guarda, non rimandiamo i cattivi ricordi, che se no mi si mette pure di traverso la giornata. Allora mi siedo, eccomi qua. Sandro non ti ha accennato al copione? Oh, molto vagamente, mi ha detto che Miriam va lasciata all'ultimo momento, che è incinta, Se mi chiamavate subito non avreste avuto questo tipo di problemi. Sì, Miriam ci ha lasciato nei casini e non è finita. Amore, ma ci sono qua io, tutta per te. Fortuna vuole che fossi libera. È un miracolo del cielo. Una lunga vita di coppia e di collaborazione professionale crea affiatamento e solidarietà, ma è soggetta agli imprevisti e ai colpi di testa. Quando si determinano delle fratture è quasi impossibile rimettere insieme i cocci. Ciò è quello che tenta di fare il press agent dell'attore Ugo Marchioni, che per rappresentare l'adattamento di un giovane regista americano della bisbetica domata di Shakespeare deve sostituire la prima donna al 6° mese di gravidanza con qualcuno all'altezza della situazione. Entra in scena Mimì Ortega, vecchia compagna di palcoscenico e di vita per 12 anni di Ugo, appena disintossicata dall'alcol e caduta in miseria. Una coppia che litiga, però proprio nel momento del litigio c'è una tensione tutta molto frizzante. Come si racconta? Beh, diciamo che quando c'è molto nervosismo, diciamo, in scena si rende parecchio, perché poi la recitazione poggia molto sull'adrenalina, su un sistema nervoso molto sensibile. Questa è una bellissima commedia scritta da attrice francese, Josiane Balasco, famosa, conosciutissima, bravissima come attrice e come autrice, e conosce benissimo i meccanismi del teatro, la tensione che si crea prima di uno spettacolo, come si sta sul palcoscenico, i piccoli segreti che il pubblico scopre con questo spettacolo, i nostri piccoli segreti che quotidianamente viviamo in palcoscenico. Passiamo la parola al manager, giusto? Il manager però dello spettacolo. Vogliamo sapere... Sono colui Scusa, che... io questa te la perché... C'è un segreto. Sì, infatti. Dietro le quinte è così. Sì, dietro le quinte... Devi farti vedere dal naturale, sì. No, perché siccome in questo spettacolo si riflette proprio tutto il mondo del teatro, mondo autenticamente falso, di apparenze, allora anche il mio personaggio ha tutta una
apparenza che poi vediamo cambiare durante lo spettacolo. È lui che per ragioni di marketing decide di far riunire questa coppia, inventando delle scuse con l'uno e con l'altra. È lui che guida il regista a comportarsi in un certo modo con gli attori per portare in scena questa commedia. La scena più frizzante e più divertente, quale? Ce ne sono tantissime, però quella che tu preferisci qual è? Beh, quando si svela il fatto che io porto la parrucca, certamente è un momento molto esilarante, anche perché cerco di rimetterla più velocemente possibile, ma di solito mi viene molto male. Bene, bene, e allora? Ti stroppa le capelli! Una marmotta! No, che Leo non ti ha spiegato, ma forse non ti ha spiegato tutto. Oh, insomma! Ma che mi state prendendo in giro? Ma niente affatto, se ti ho chiamato è perché ho davvero bisogno di te, Mimì. Abbiamo tutti bisogno di te, non è vero, Leone? Sì. Senti, Ma che faccio da sola? bevi qualcosa? Cioè, vuoi qualcosa da bere? Acqua, naturale, grazie. Puoi immaginare quando uno si mette la parrucca al volo, al contrario, che cosa debbono sopportare i colleghi in scena, capito? Vedendolo. Riesco a far ridere anche loro, insomma, perché... Ecco, così, lui recita così. La gente deve inventarsi una serie di scuse sulla condizione di salute dei due attori per farli accettare reciprocamente. Al via la lettura ed esame dei copioni che fa esaurire il regista Leone e un divertentissimo Antonello Costa. Così Ugo e Mimì si rinfacciano le litigate, separazioni e trasgressioni varie del passato. Non è cambiato nulla, lui è sempre un accanito fumatore ed impenitente Don Giovanni, perseguitato al telefono dall'amante di turno Cinzia. Lei è gelosissima pur rendendosi conto di aver perso lo charme e l'avvenenza di un tempo. Quanto è importante oggi la scrittura nel teatro, cioè un buon testo ha una marcia in più, specialmente quando si deve far ridere. Da che cosa nasce la comicità, secondo voi? Chi risponde? Da che cosa nasce la comicità? Lui è maestro della comicità, però tu hai detto una cosa importantissima, cioè il testo è fondamentale, io direi l'80%. Per forza, se non c'è un testo che ti sostiene, dove ti arrampichi? In questa commedia ci sono sia la comicità da battuta che da situazione, per cui è un insieme di cose che porta il pubblico a divertirsi continuamente, anche se non c'è la risata continua, però c'è un divertimento perché è un'evoluzione continua, no, della situazione. Partner sulla scena, quanto è importante oggi invece l'affiatamento? L'affiatamento sulla scena quanto è importante? Beh, molto importante, il pubblico se ne accorge anche. Cioè, il salario, l'affiatamento è ci deve essere molto feeling, ecco perché ci sono attori che fanno fatica a relazionarsi con gli altri e attori invece Noi abbiamo un buon feeling, però. sì. Noi abbiamo un ottimo feeling. Devo dire che Antonello, pur venendo dal cabaret, abituato a recitare da solo, tra virgolette, a monologhi, si è trovato bene con noi e noi ci siamo trovati bene con lui. Questa cosa al pubblico arriva tantissimo, cioè che gli attori in scena siano amalgamati e che il pubblico sente tutto. Infatti alla fine gli applausi sono tantissimi, i complimenti e noi siamo molto contenti. Però c'è un ruolo magari tragico che vi piacerebbe interpretare in futuro? Io vorrei fare Silvio Berlusconi da giovane, la storia di Silvio Berlusconi dagli 8 ai 30 anni. Ma io ho già interpretato un ruolo molto bello che ho amato molto, che è Servo di scena, il ruolo del servitore, che non è tragico, è bello, è molto bello. Lo sai che non lo so, però ce ne sono tanti. Oppure magari un personaggio che vi manca? Medea. Beh, personaggio, io ho interpretato una volta Otello e una volta Iago. Certo, da Shakespeare bisogna imparare tanto. E poi comunque anche l'ultimo ruolo non era così. Comunque eri un grande Otello, 5 stelle. Cioè, capite con chi abbiamo a che fare, no? Quindi se tu non sei capace di smettere di fumare, vuol dire che non hai le palle. Ma è un problema mio, a te che te ne frega. No, va bene, io non ce la faccio, preferisco andarmene. Non posso vedere un uomo distruggersi così. Oh, brava Mimì, vedi che ogni tanto ti rendi insopportabile. Arrivederci. Non ti dica una prossima volta, perché una prossima volta non ci sarà.
Ma siete straordinari! Ma siete fantastici! Siete voi, Petruccio e Caterina! Con degli attori mediocri avremmo lavorato mesi per entrarci dentro. Voi, al primo giorno di prove, siete già perfetti! Sarà la più grande bisbetica domata del dopo Shakespeare! Pietro Longhi e Gabriella Silvestri sono frizzanti e sarcastici allo stesso tempo, ben assecondati dal regista e dal buffo produttore con tanto di parrucchino Pierre Bressolin. Improvvisamente durante l'avanzare delle prove scoppia l'amore sopito ed il regista riesce ad amalgamare i due istrioni del palcoscenico. Torna il luccichio e la classe di un tempo e la sera della prima è un successo con gli abiti dell'epoca e il brindisi di rito. Una commedia divertente firmata da Silvio Giordani tra suspense, comicità intellettuale, incontri di pugilato, abbracci memorabili, sotterfugi e ubriacature. Adesso invece parliamo di un consiglio che vi sentireste di dare ai giovani che vogliono fare gli attori oggi. Che cosa bisogna fare? Quindi scuola, dipende molto dal talento, cinema, televisione. Siamo anche in un mondo che inflaziona l'arte e adesso in TV ci sono più o meno professionisti che non attori, è un assurdo. Tu hai toccato un tasto terribile però, ha parlato della televisione, degli spettacoli che sappiamo, The Voice piuttosto che, vabbè, senza fare i nomi, e che hai toccato un argomento pazzesco, però che cosa dire ai giovani che vogliono fare teatro, di fare? Profumo di palcoscenico allora. Studiare tanto, perché lo dicevo proprio poco fa, io da quando ho 18 anni leggo continuamente testi di teatro, anche se poi non verranno messi in scena, perché un tempo si scriveva per grandi compagnie con 20 personaggi, quindi sono cose, però la cultura è fondamentale, soprattutto la cultura teatrale, studiare teatro, studiare recitazione, studiare tutto quello che comporta lo stare sul palcoscenico e poi possibilmente fare, partire subito. Non si finisce mai di studiare, perché sera dopo la palestra è ogni sera. Non si finisce mai. Sì, sono d'accordo con i colleghi, vi devono fare, solamente mettersi insieme, auto-organizzarsi, non aspettare la telefonata. Invece adesso parliamo del vostro primo provino, ve lo ricordate com'era? Io sono stato buttato sulla scena, questo sì. Sono stato buttato sulla scena e ho fatto il mio primo debutto con 600 persone, quindi non era una cosa così da poco. Non era una passeggiata? No, non era una passeggiata, però il provino francamente non me lo ricordo. Lo sai che io proprio non l'ho fatto il provino per il primo spettacolo, cioè mi hanno incontrato su un autobus, io stavo andando a scuola, mi hanno detto senti cerchiamo una ragazza, perché all'epoca ero una ragazza. Bellissima. Sono stata anch'io una ragazza. Bellissima. Sì, e mi hanno detto cerchiamo una ragazza per un ruolo, lo vuoi fare? E sai l'incoscienza, no? E così è stato. No, io dopo la scuola, dopo qualche mese, Diana Dei, la moglie di Mario Riva, con il figlio hanno messo su uno spettacolo e ho iniziato così. Io avevo 15 anni e volevo sempre fare l'attore, stavo in una compagnia amatoriale, ho fatto per 2 anni il suggeritore nella botola dentro, un anno da direttore di scena e a 15 anni ho fatto il mio primo personaggio ed è stata la prima volta che ho sentito il pubblico ridere. Ed è stata da allora che io voglio far ridere il pubblico. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Sono Antonello Costa, un caro saluto a tutti gli amici di Dietro le Quinte. Pietro Longhi, un saluto anche da parte mia, vi aspettiamo al Teatro Manzoni fino al 12 di giugno. Gabriella Silvestri e vi aspetto anch'io ovviamente, non solo loro. Ciao. A tutti gli amici di Dietro le Quinte, Pierre Bresolin vi aspetta dietro le quinte per vedere quello che succede con la preparazione di questo spettacolo che si chiama Straziami ma d'amore saziami. Ciao! Pronto? Mauro! Ma che piacere! Sì, le prove abbiamo finito adesso. Sì, veloce. Come sono andate? Benissimo! Sì, è del miracoloso. Con un altro regista sarebbe successo un dramma, ma sai, mi conoscono, hanno stima di me e questo cambia tutto. Sì, io so come prenderli. Gli attori, sì. No, non devi ringraziarmi, Mauro, faccio solo il mio dovere. Sì, ho tutto sotto controllo. Sì, grazie. Grazie, divertiti, eh. Ciao, Mauro, ciao.
Ho tutto sotto controllo. Un pacchetto nuovo. Che stronzi! E adesso weekend al cinema. Per una madre deve essere molto doloroso, ma Giulietta, una professoressa di 55 anni, scrive a sua figlia tutto ciò che ha messo a tacere nel corso degli ultimi 30 anni, dal momento cioè del suo concepimento. niente di lei da 12 anni. Ho sempre saputo che c'era qualcosa di importante. Giulietta, primissimi piani, atmosfere avvolgenti e il contrasto di colori, un film asciutto e semplice con un pizzico di tensione che si placa nel finale, saggio e sereno. Ho avuto modo di raccontarti, perché eri una bambina. Perché per me E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com, per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.